Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia, incredibilissimo. Signori, intanto mi scuso per il ritardo di insomma, di questo video. Io ve lo cercherò di caricare comunque entro oggi. Vabbè, è un po' un casino. Vabbè, oggi, uscirà oggi mentre vi dico oggi, esatto. Insomma, quindi mi scuso per il ritardo, ragazzi, è stato un periodo un po', ho avuto cose da fare, non ho avuto proprio la testa per registrare, capito? Poi mi uscivano degli episodi di merda e mi seccavo. La seconda cosa è che vi ringrazio un sacco, ragazzoli, per il supporto alla serie, veramente fantastici, raga. Ogni video supera i 100 mi piace e questa cosa mi fa veramente riflettere perché l'ultima volta stavo modificando alcune miniature di vecchie serie che ho fatto, inguardabili onestamente, proprio veramente il vecchio microfono, io che ero molto meno sciolto diciamo nel fare il video. Proprio parliamo di serie di un anno fa, tipo Borderland, così ho fatto le miniature e mi rendo conto di come quelle serie veramente non se le cagava nessuno, cioè comunque avevano tipo 3 like, raga, 3, cioè da 3 a 100 abbiamo fatto passi da gigante e questo il grazie va soltanto a voi, raga. Come terza cosa invece mi è arrivato un commento che magari dice, dai, magari in questo episodio hai cazzeggiato un po' troppo e ok, allora ci sta magari il fatto che diciamo le parti di cazzeggio c'è a chi non possono piacere, appunto queste parti qui. Però, cioè diciamo accetto appunto la tua critica, però voglio anche farti vedere il mio punto di vista. Quando io faccio magari un video, una serie, no? In base al gioco che si va a trattare, poi perché tipo nel caso di Mafia ha una bella storia e quindi ci sta a spingere sulla storia principale perché è un gioco che è lineare, che si concentra proprio sulla trama. E magari ci sono altri giochi come Stalker o come Fallout che nel caso, cioè che nonostante abbiano una trama però ti lasciano molto più libero, molto più appunto libero comunque di fare i cazzi tuoi. In questi casi io cerco di dividere la serie perché il mio modo di fare serie appunto è molto semplice alla fine perché io cerco di accontentare un pochino tutto quello che potrebbe essere il pubblico. Quindi cerco di fare magari un gameplay che intrattiene l'interessato alla storia, faccio appunto ascoltare i filmati, i dialoghi e le cose perché sono tutta storia e quindi è giusto che uno se segue Mafia è perché magari vuole seguire la storia, però devo mettermi anche nei panni di chi magari Mafia l'ha già giocato e quindi appunto i filmati possono essere, diciamo, rivisti per lui, no? E quindi magari, ok, a parte qualche reazione mia, qualche parolina mia, il filmato è quello e quindi magari a quel tipo di persona può interessare di più il gameplay. E magari il gameplay può essere sempre, cioè alla fine è sempre quello, quindi ci sta a metterci del divertimento, metterci qualcosa che magari ti intrattiene, ti strappa due risate qua e là. Perché in questo modo cerco anche di prendere una persona che magari non è fan del genere o addirittura Mafia non se lo caga proprio, però che guarda il video perché magari quelle 4 scene divertenti capitano, sa che capitano e gli piacciono. Per quanto riguarda i meme, che ho visto uno che si è lamentato per il bel ferro, che magari ripetiamo ogni tanto, che ci sono tante ferre, cioè tutte queste cose qua. Allora, raga, il meme ci sta, quando si fa una serie magari capitano qualcosa, cioè capita qualcosa che quel qualcosa magari fa ridere la prima volta, mentre lo ridici, mentre si aggancia in un altro discorso, mentre così, diventa un meme perché magari durante questa serie viene detta o ripetuta sempre, capito? Ma è un meme che nasce su Mafia e muore con Mafia, magari lo ripeteremo in qualche altra serie, per esempio chi ha seguito la serie horror di The Best Inside, c'era quel cazzo di meme, dammi il cherosene, perché tutto il gioco è stato un continuo prendere cherosene, fiammiferi e accendere candele. Si fa così per scherzare, ma è una roba ovviamente che diverte, non è che è una cosa che rompe il cazzo, cioè alla fine sono due parole lanciate lì, non è che stai 30 minuti a dire cioè, questa cosa, capito? Poi senza considerare che per esempio chi mi segue da Warzone, Warp the Corna, ha un anno e mezzo che lo dico e un anno e mezzo che la gente continua a dirlo senza che io lo dico a volte, quindi è proprio un meme che è entrato in testa più a voi, tipo Warp the Corna. Detto questo, raga, che vi ho rubati questi 5 minuti, vi invito, vi avviso, tipo a te manaccia, vi invito a lasciare praticamente 4 like anche per questo video e se raggiungiamo i 4 like uscirà un prossimo video. E niente, detto questo, continuiamo. Eccellente. Cioè, fantastico, capo. E questo è solo un assaggio. Ho appena saputo di un intero carico di Camerun che è stato sequestrato dalla dogana. Voi ragazzi andrete a prenderlo. Entriamo nel commercio dei sigari. C'è qualche problema? Ma i clienti dei nostri locali pagherebbero bene per dei sigari di qualità. A me sembra... non lo so. Un giro piccolo.
Sei sempre stato sveglio, Tom. Non posso nasconderti niente. Un giro piccolo è quello che ci serve. È proprio ciò che deve sembrare. I sigari sono la copertura per un carico di diamanti. E le pietre sono nascoste in alcune delle scatole. E i federali non lo sanno. Rubiamo i diamanti ai federali? Non ti preoccupare. Ho già discusso tutti i dettagli col nostro Sam qui. Ti darà lui. Da quanto è convinto? Ora ho un appuntamento col sindaco in uno dei suoi club preferiti. Mettete insieme i dettagli, ma portatemi quei sigari prima che qualcuno scopra che cosa nascondono. È chiaro? Sì, capo. Bene. E non finite tutto mentre non ci sono. Quindi lo sapevi? Io e il capo ne abbiamo parlato l'altra sera. Abbiamo un piano. Forse non sarà il migliore dei piani, ma non finiremo uccisi. Probabilmente. Quindi abbiamo un infiltrato o cosa? No. Ce la dobbiamo cavare da soli. Non sarà facile. I sigari sono dentro delle casse, giù al porto. Merda. Quel posto è traboccante di guardie. Già, la forza non basterà. Dobbiamo giocare d'astuzia. Rubiamo un furgone della dogana e ci infiltriamo. Oh Cristo, vuoi accoppare il poveraccio alla guida? No, basterà spaventarlo, ci servono solo i documenti. Giusto. Meglio evitare di nascondere un cadavere. Avanti. Vediamo di trovare un furgone della dogana giù al porto. Ci sei, Tom? Sì. Cerco solo di inquadrare la faccenda. Che c'è da inquadrare? Il capo ci ha dato un lavoro e va fatto. Ho l'impressione che sia tutto troppo rischioso. Anche per dei diamanti. Se i federali ci scoprono, ci sbattono dentro a vita. Allora vediamo di non farci beccare. Giusto? Sì. Ma lo sai che non mi sta convincendo tantissimo, Sam? Allora, intanto siamo nel 1938, ragazzuoli, quindi non è più il passato, Ho diciamo. nascosto le armi giù vicino al porto. Se uno di voi ha bisogno di qualcosa di speciale, contattatevi. Io ho bisogno di bere qualcosa di forte. Cristo santo, Poli, piantala almeno per una sera, per cortesia. Hai ragione, Poli, non ci scassare la minchia, dai. Buongiorno, ma lei chi è? Vincenzo? Ah, aspetta, uno di voi mi ha detto, se vai da Vincenzo, non mi ricordo, aspetta, non mi ricordo perfettamente che cosa. Se vai da Vincenzo al piano di sopra ci sono le armi. Servete pure. No, vabbè. Ma sei un grande, quindi io ho sempre potuto... No, vabbè. Cioè, lui ha tutti i tipi di ferri. E io non lo sapevo. Ma allora aspetta, allora intanto voglio il coltello. No, voglio il coltello come arma primaria. La Magnum, perfetto. E come secondaria, ragazzi, prendiamo l'M1. Perfetto. Guardalo lì, grazie. Quando ti abbiamo accolto in famiglia, chiedevi il pezzo ai negozianti, accoppavi scienzetti. È passato di tempo, eh? Il Cioè- lavoro è lo stesso, Vinny. Sono tutti uguali da morti. Ah, gode. Che gli ho sbattuto la porta in faccia, non se lo meritava zio Vincenzo. Grazie, bello mio. Bene, andiamo in macchina. Che macchina di merda, tra l'altro. Però corre, dai, a confronto è un bolido. Confronto alle altre. Ti vuoi calmare? Vederti giocare con la pistola mi innervosisce. Scusa. E che ho troppe cose per la testa. Ah, sì? Credevo che lì dentro non ci fosse spazio. Vedete pure, minchioni. Mischino, dai. Sia voi che il Don. Pensate che io non abbia progetti. Ma vi sbagliate. Ho grandi progetti. Sì? Allora dici che cosa hai in mente? Pensavo di rapinare un'agenzia di crediti in centro. Vuoi rapinare una banca? Esatto. Sono mesi che la tengo d'occhio, ho pensato a tutto quanto. Ma? Tengo soltanto bisogno di persone fidate che mi coprano le spalle. Sembra un po' fuori dalla nostra portata. Sbaglio, stiamo andando a fottere i federali.
Che differenza c'è? La differenza è semplicemente Salieri, imbecille. È stato il Don a mandarci a rubare quei sigari, ma non appoggerà mai un colpo in banca. E noi non ce lo diciamo. Cioè, vuoi scavalcare il Don? No. Non proprio. Ci diremo tutto dopo aver messo a segno il colpo. Si incazzerà, certo. Ma gli passerà quando riceverà la sua parte. Non lo so, Poli. Beh, lo so io, cazzo. Fate come volete. Io non dirò niente. Perché questo ve lo devo. Ma Salieri, se scopre che agite alle sue spalle, vi scava una fossa accanto a quella di Morello. Io vi dico che non ne vale la pena. Ha ragione, Poli. Devi dirlo al Don o lascia stare. Sì. Sognavo solo accoppiamenti. Svegliati allora. Ci siamo. Ma, Tom, mischino, Sam. avevo un'idea, non era... trova il furgone e ci vediamo al deposito. Io e Poli andiamo a prendere il resto. Bene. Allora sei rinsavito? Sì. Pulito come un prete. È questo che mi preoccupa. Ehi. Vedete non scassarmi la minchia. Sto bene. Non lo so, mi dà l'idea... Mi dà l'idea, raga, che Tommy ci sta pensando a sta rapina. Bene, quindi loro stanno andando lì, noi dobbiamo trovare il furgone della dogana e rubarlo. E dove cazzo può essere il furgone? Perdonatemi intanto, ragazzuoli, intanto partiamo con le tradizioni. Ok, ogni episodio, episodio 12. Addio. Te taglia la faccia. Oh, guardalo lì, guarda com'è morto, guarda com'è morto. Nessuno se n'è accorto. Allora, dove cazzo posso trovarlo il furgone? Io non capisco come fanno a capire che comunque io l'ho ucciso. Chi l'ha chiamata la polizia? Ma soprattutto non so dove cercare questo... Ah, ma lei è pingato, ma vaffanculo. Quello è il furgone, a posto. Buon uomo, Ma è la polizia, aiuto! Ma vaffanculo, scusa. Perdonatemi, raga, prima devo... Madonna, sua mamma. Perdonatemi, è un'auto che va un po'... Dai, che non riescono a fare manovra. Guarda lì, tattiche, ragazzuoli. Conoscendo che macchine di merda hanno, questa è la tecnica più bella, praticamente. Fate una manovra U, loro non riescono a girare perché hanno una macchina di merda, e tu riesci a scappare tranquillamente. Tranquillamente, tra virgolette, ovviamente. Si scherza. Bene, andiamo lì di nuovo dove c'era il furgone. Raga, in teoria abbiamo fatto soltanto il giro. Il furgone dovrebbe essere qua. Nel frattempo aspettiamo che le stelle finiscano. Perfetto. Prendiamo il nostro furgoncino incredibile. Facciamo con V, raga, così almeno. Che mi avete detto che se faccio così non viene la polizia. Certo, l'ho scassinato davanti alla polizia, ma questo è un altro discorso, ovviamente. Lo sappiamo noi, non loro. Vediamo la radio. Buon uomo si tolga. Tra l'altro è da un bel po' che volevo rubare un camion, raga, quindi meno male. A sto punto ci dirigiamo, raga, da Sam e Poli, che loro a piedi non so come cazzo hanno fatto a fare 20 milioni di chilometri. È passato soltanto un secondo, raga, da quando ho preso il furgone. Ma questi ovviamente sono misteri, easter egg da scoprire all'interno del gioco. Tra l'altro mi avevate detto pure nei commenti, raga, che c'era tipo un mezzo easter egg horror in una delle celle con la bambola. Purtroppo, raga, è andato. Oh, buon uomo, non si fermasse, poi se la investo, no, cazzi miei. Minchia, oh, ma è bella l'intelligenza artificiale. Funziona tipo così, raga, si fanno investire apposta così si fanno pagare l'assicurazione. Bravo. Comunque, raga, questo gioco a livello grafico, a livello di suoni, a livello di shooting, raga, è proprio fatto bene, raga, è fatto bene. Io ho visto alcuni video del primo Mafia del 2002, raga, la differenza, Dio mio, pazzesca, però è rimasto uguale, capite? Cioè, è solo che migliorato. Questo è bello, perché quella volta per curiosità ho detto, guarda, minchia, voglio andarmi a vedere qual è il primo Mafia. Ma come cazzo mi ha parlato? Guarda che travestimento. Per me? Abbiamo solo queste, poi. E in più c'è posto solo per due in cabina. Tu puoi salire dietro. Resta giù nascosto, se non manderai tutto a puttane. Puoi stare tranquillo. So bene quando stare sotto.
Sai che ha il doppio senso sta. Questo è quello che dice alle ragazze. Ecco. Piantala. Ehi. Muoviamoci. Ok. Cristo santo. Stavo pensando alla stessa cosa, raga. Bene, ci siamo. Comodo l'indietro, Tom! Insomma. Tu che dici? Qual è il piano una volta al deposito? L'idea di cercare le casse provenienti dal Camerun e il paese di provenienza dei sigari. Hai idea di quanto è grande il deposito? Tranquilli. A quest'ora di notte sarà vuoto. Ci saremo solo noi. A me la cosa che mi fa pensare che non andrà tutto bene, raga, è che comunque siamo messi dietro pronti per sparare, quindi. Documenti, prego. Minchia. Merda. Già. Pete? Hai i documenti? Nel cruscotto. Cos'è stato? Che cosa? Cosa? Ed eccoli qua. Ok, passate. Stasera è affollato. Non so se troverete parcheggio. Mamma mia, raga. Avete sentito? Ci saranno uomini ovunque. Andrà tutto bene. Ci basterà improvvisare un po'. Non sono capace di improvvisare, sì. Usa in me. Ghiaspoli. Sono capace di improvvisare. Attenzione. Ah, quello ci fa segno di andare indietro. Ma mi vedrà. Mi pare questa l'ora di arrivare. Dobbiamo aver finito con le spedizioni entro l'alba. Sì, scusa ma non trovavamo i documenti. E poi sono spuntate fuori. Mostraci cosa dobbiamo fare. Siamo nuovi. Come tutti qui. Però alcuni di noi almeno si degnano di rispettare gli orari. Rompe i coglioni. Ditemi. Ok, Tom, dovrai pensarci tu. Entra nel magazzino e trova la cassa di sigari in cui ci sono i diamanti. Ok. Qui tengono i registri di tutto quanto. Basta trovarli. Cerca dei sigari provenienti dal Camerun, arrivati su una barca di nome Boemia. Attraccata martedì 23, capito? Sì. Non farti vedere né beccare. Torna da noi quando hai finito. Va bene. Ok, ci siamo. Quindi, come cazzo entro intanto nel magazzino? Da qui? Molto interessante, molto interessante. Non vedo guardie, quindi passo... Oddio. Ma posso sempre farli furtivamente, presumo, eh? Però, boh, non lo so, ma penso di sì comunque. Lì c'è un'altra guardia. I federali vi fanno fare gli straordinari stasera. Guarda come ne ha approfittato del camion che passa. Ma qua ce ne sono due, come cazzo faccio? Perfetto, facciamo furtivo, raga, furtivo. In teoria possiamo, se li facciamo tutti e due di fila non ci sarà nessun problema. Non ti girare, buon uomo. Ok, abbiamo eliminato i due furtivamente. Possiamo passare da qui, c'è l'ultima guardia. Merda. Ma gli ho aperto la porta davanti, raga, così, a caso. Ma c'è un'altra guardia lì, ma non si può passare da qualche altro lato? Sì, da qui, vaffanculo. Infatti lo vedevo che era un pochino impossibile passare da lì. Ok, ci stiamo riuscendo, raga, ci stiamo riuscendo. Ne ho 3 sotto, uno è proprio sotto di me in teoria. Però da qui dovrei riuscire a entrare. Perfetto, siamo all'interno del magazzino. Una nota, leggiamo la nota. Nota di ispezione doganale. Oh, io ho preso una cassa di sigari dal magazzino. Ho il sospetto che tra i Camerun sequestrati sulla Boemia si nasconde ciò che cerchiamo. Appena arrivi vai in magazzino e controlla altre case. Ma quindi già c'è qualcuno che lo sapeva. Questo potrebbe aiutare. Un cazzo. Lì c'è un'altra guardia. Vediamo se possiamo farla fuori, raga. In teoria è... Ragazzi, aumentiamo il ritmo. Una volta finite le casse piccole, iniziamo ad aprire quelle grandi nel capannone accanto. La paga è buona, ma questi federali sono... Oddio. Avremmo aperto almeno 100 casse. Ma che culo. Ma noi le armi ce le abbiamo, giusto? Sì, abbiamo i ferri che ci ha dato Vincenzo. A posto. Cos'è? Stiamo cercando roba? E magari trovo informazioni su dove possono essere le casse. Elenco spedizioni, Boemia, sigari non tassati. Stoccaggio D2. Il D2. Perfetto, andiamo di qui, raga, che c'è un collezionabile incredibile. Che belle queste missioni così furtive, raga. Ci sta. Detective, bene. Allora, le casse sono nel settore D2, questo l'avevamo capito. Adesso bisogna solo vedere come andare nel settore D2. Ma qua posso prendere altre informazioni. Cos'è? Magari andiamo più nello specifico. Non c'è niente di utile. Ah, ok, ho controllato, non c'è un cazzo, raga, non c'è un cazzo. Abbiamo uno sotto, qui c'è un altro, penso, o collezionabile o altra roba da vedere. Noi stiamo vedendo i documenti per cercare delle robe incredibili. C'è qualcosa? No. Ok. Niente. Perfetto. Tommaso Moretti. Adesso sappiamo benissimo che c'è uno qui che sta venendo verso di noi e in teoria potrebbe essere non visto. Possiamo provare a usare la tecnica. No!
tecnicamente non ho sbagliato perché ho sbagliato, sì. Ok raga, siamo di nuovo nel punto di prima. Stiamo scendendo, speriamo che adesso non ci facciamo freddare malissimo e che noi dovremmo andare da lì. Quindi diciamo che questa guardia qui potrebbe veramente rompere il cazzo. Dimmi che se ne va dall'altra parte. E niente, lui rompe il cazzo. Vediamo se riusciamo a farli fuori raga, in un certo senso. Ma se facciamo tipo così di prepotenza? Ma dovrei prendere il corpo però. Veloce. No, mi hanno Dai, veloce. Dobbiamo freddare questo qui, raga, a caso. Ok, mi sgamano soltanto quelli lì che hanno un'arma. Quindi lui non ne ha. Ed è a po'. Dai. Non sparare. Dai, porca madonna. Stavolta sei morto, stronzo. Guardalo lì. Oh, l'abbiamo fatto. Perfetto, presumo di dover salire adesso. Ed è pieno di guardie. Ma questo è il settore A1, raga. Noi dobbiamo andare al D2. C'è un'altra nota, avviso di sequestro sigari. Sigari e prodotti del tabacco, destinazione Atlantic. Motivo del sequestro, dubbi di capitaneria di porto. Vabbè. Comunque già, raga, sospettavano di questi sigari a sto punto. Il problema è come faccio a uccidere tutti questi. È pieno di guardie. Vediamo se viene verso di me. Buon uomo, vieni verso di me. Buon uomo. Dio di quell'uomo. C'è l'altro. Mi sa che il modo migliore è proprio al centro della colonna. Quando lui va al centro, eliminarlo lì. Però devo essere veloce. Lui dovrebbe tornare indietro tipo... Oh, no, si gira l'altro. Vabbè, ma c'hai una velocità, Dio mio. Un cowboy. Cazzo c'hai, estrazione rapida. Bene, a sto punto, raga, io andrei proprio dritto e sti cazzi, no? Noi andiamo lì che c'è un collezionabile. Bravo, buon uomo, si giri, che io vado a farmi i cazzi miei qui. Dammi il collezionabile. Ok, adesso dovremmo scendere sotto. Possiamo così di prepotenza? Niente, dobbiamo aspettare che questo si gira e fare le scale. Dio mio, questo è troppo davanti al cazzo. Mi piacerebbe eliminarli, raga, ma onestamente non so come fare, perché nel momento in cui lui si gira e io posso andargli dietro, quell'altro dietro, vedete, si inizia a spostare. Quando lui si mette qui e guarda me, lui se ne va, vedete? Quindi è un po' una situazione impossibile. Stessa cosa dall'altro lato, perché ci sarebbe quello. Ora! Non ci credo, raga. Perfetto, ce l'ho fatta. Così, di prepotenza, raga, di prepotenza. Prendiamo sempre il coltello, raga, che fa un abbattimento più veloce. E io già qui posso controllare le casse. Ma quello mi guarda? No, perfetto. Ok, qua è... non c'è nulla, raga. Dobbiamo però sempre stare attenti perché qua ci possono essere gli operai. Infatti qua ce n'è tipo uno che è lì. Mentre lui si fa i cazzi suoi, io controllo questa cassa. Continua a farsi i cazzi suoi. Noi andiamo avanti. Lui è qui, dai che lo freddiamo, raga. Mentre che per i cazzi suoi, buon uomo. Vieni qua. Ah sì, ho il coltello, perché non lo usa? Vabbè, sti gran cazzi, raga. L'importante è che muore. Ancora un bel niente. Niente. Preferirei spaccare qualche testa che stare in questo posto di merda. Vabbè, non ti incazzare, buon uomo. Su con la vita. Questo magazzino è bello oddio. Beh, che l'avevo visto, raga. Meno male che ce lo siamo trovati di spalle. Qui sembra libero, qua c'è una cassa. Apriamo quest'altra cassa. Devo trovarli presto. Io ho paura che ci sia qualcuno, raga. Non vedo nessuno, però non si sa mai. Vai, qua ci sono altre casse, raga. Vediamo qui. Proviamo qui, questa è quella giusta, me lo sento. Però c'è messo Atlantic, non è questo qui, diciamo. Non era Bohemia lì, come cazzo si chiamava? Meno che Atlantic forse è la marca del Sear. Non ci credo. Lo so, hai sfiga, ma non è che li hanno fottuti, raga, e non lo facciamo sto cazzo. Eccoli. O no? Eccoli. Ah, sì, perfetto, erano giusti. Oddio. Buon uomo. Ehi, eccolo. Perfetto, ma ce li abbiamo davanti alla porta. A posto, molto semplice, easy. Sei sicuro che sia la roba giusta? Sono più che sicuro. Bene, mettiamole dentro e andiamocene. Secondo me c'è qualcosa che va. È troppo liscio, raga, sta filando comunque. Quella era l'ultima. Squagliamocela. Io là dietro non ci torno. Va bene, sei tu l'autista. Cerca solo di non finire nella baia. Oh, cazzo. Hai sentito? Ecco. Ok, Tom, parti. E vai! E Cristo, Dom, si sta di merda qua dietro! Attenzione. Sfondiamo il cancello! E sfondo tutto, bro.
arrivederci, arrivederci. Abbandoniamo tutto, abbandoniamo tutto. Ah, come posti di blocco, buon uomo. Ok. Vabbè, però ce l'abbiamo fatto, raga. Abbiamo preso questo carico, ci sta. Trova un'altra via. Ma quale Sarà un inferno. Ma qua, sti cazzi. Sti cazzi, se ci vede. Oddio. Oh, ma come cazzo fa il camion ad avere, raga, più manovra di certe macchine? È impossibile. Ma poi in 2 secondi, raga, hanno fatto 20.000 posti di blocco. Ma come cazzo è possibile? Certo, il camion non è il top per scappare in queste situazioni, però... Fai il giro largo, Tommy. Lo so, ci provo. Giro da qui allora a sto punto. Cazzo devo fare? Vediamo la mappa. Non posso aprire la mappa. Madonna mappa. Signora, non si preoccupi, è tutto legale. Che sono belli questi negozietti così a caso. Potevo prendere qui, raga, dal vicolo incredibile. Ma io devo andarmene però da qui, raga. Sono comunque all'interno di quest'area. Passiamo di qui, posto di blocco a destra. Abbiamo una macchina dietro. Noi tiriamo dritto. Addirittura un altro posto di blocco qui. Che cazzo faccio? Entro nel vicolo e provo a fare il giro, raga. Provo a fare la manovra. Dimmi che si può passare da qui però. Che culo, raga, che culo. Guarda che cazzo di posto di merda. Oddio, raga. A caso. Merda. Devo evitarli questi qui. Dimmi che si sfonda sto coso, ma anche se ho i miei dubbi. Madonna, raga, non ci credo. Oggi sono più scarso, raga, in questo episodio. Basta, dobbiamo concentrarci. Dobbiamo concentrarci. Allora, abbiamo un posto di blocco davanti. E questo qui possiamo evitarlo passando a sinistra. Queste stradine bellissime, raga. Guarda che bello. Adesso qui io girerei a sinistra. Un uomo si tolga. Signori, occhio! Vabbè, ma non vi fermate manco per il cazzo, raga. Oh, posto di blocco qui. Ma da qui non passo. Ah, vabbè, ok. Non era un posto di blocco, era una volante. Era una volante che passava così, a posto. Ne arriva un'altra, raga, questo è un problema. Vaffanculo, guardala, guarda. Però io, se giro a sinistra, ho fatto praticamente. E trovo un'altra via, passo largo, bro. Che cazzo devo fare? Passo un cazzo, dai, andate a cagare. Dai, vaffanculo. Allora, raga, tecnicamente ce la stiamo facendo, mi sa. Come cazzo faccio a evitare il posto di blocco? Ma da dove lo faccio il giro largo, bello mio? Provo a passare da qui. Raga, forse in teoria usciamo da qui, dai. Sì, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Dai. Forse c'era un palo incredibile. Cosa ci hai messo lì dentro? Oh, ma che cazzo? Era come un labirinto. Ho trovato le casse per miracolo. La prossima volta dobbiamo escogitare un piano migliore. Dobbiamo avere più informazioni. Un piano migliore. Ma ce l'ha fatta. Sì, ma la prossima... La prossima volta cosa? Ti informiamo di tutto. I colpi come questi non sono il tuo forte? Ragazzi, sto cercando di guidare. Torniamo al magazzino senza portarci dietro tutti gli sbirri di Lo Steven, ok? Ok. Abbiamo i diamanti, il capo sarà contento ed è l'unica cosa che conta. Per tutte le casse che abbiamo dovuto caricare, questi diamanti devono essere grossi come macigni. Beh, si spera. Certo, ragazzi, ci sono i diamanti, abbiamo fatto il colpo. Adesso quindi ritorniamo al magazzino e vediamo che cosa succede, raga. Mamma mia, sto camion non si muove, raga, non si muove. Guardate, raga, acceleratore al massimo sono a 25, a 30. Comunque molto probabilmente, raga, siamo vicini alla fine del gioco. Proverò a farvi un episodio lungo qualora questo dovrebbe essere l'episodio finale. Se così non fosse, vedrete l'episodio fatto in 2 parti. Ve lo dico, così almeno lo sapete. Mamma mia di strada che sto facendo. Abbiamo il camion messo malissimo, manco si muove. Penso che comunque ho una gomma a terra per forza. A parte che fa un rumore strano. E poi effettivamente va un po' verso sinistra ogni volta. Ok ragazzi, siamo arrivati al magazzino di Don Salieri. Bello, Don Salieruzzo bello. Ehi, Bully! Tutto ok? Sì, un paio di casse sono andate, però... Sono messe male? Questa sì. Allora è un problema. Al Don non piacerà sapere che gli abbiamo rovinato i sigari. Ma che diavolo? Cristo. E droghe. Sei sicuro? Sì, sicuro. I diamanti? Niente diamanti. Questo era il vero obiettivo. E Don ha parlato di diamanti. Apri pure tutte le casse, tanto non ne troverai. Ma che Siamo significa? quasi fatti ammazzare solo per questa merda. Sembra di sì. Cerca di calmarti, Polly. Sta arrivando il Don. Cazzo. Dobbiamo tenere tutti la bocca chiusa col Don. Se avesse voluto dircelo, l'avrebbe fatto. Avrebbe dovuto. Certo, ma per ora tenete la bocca chiusa. Chiaro?
Sì, ok. Poli? Sì, terrò la bocca chiusa. C'è qualche problema? Una cassa si è rotta, purtroppo. Davvero? Ah, non è così grave. Avremmo perso qualche sigaro, ma il resto della merce dovrebbe essere a posto, capo. E poi, i diamanti sono la cosa più dura al mondo, no? A parte il mio uccello, forse. Beh, bravi ragazzi, bravi. Vi siete guadagnati un bel premio stavolta. Scarichiamo le casse nel magazzino. No, potete andare. Ora ci pensano questi imbecilli. È sicuro? Ma sei sordo? Cosa ha fatto? Ce ne andiamo. Sam, dammi un passaggio al bar. Sì, capo. Voi venite? No, prendiamo il treno. Va bene. Ci vediamo dopo. Mamma mia, raga, già mi è venuto in mente una cosa. Secondo me ora vanno a fare la rapina. Maledizione. La rapina in banca. Abbastanza, dammi! Se ci avessero beccati con quella merda saremmo in prigione. Sì, ma cosa vorresti fare? Te l'ho già detto, no? La banca. Immaginavo. Non me ne fotto una minchia, ad esempio. Io ci provo lo stesso. Quanto pensi di farci? Ti interessa? Ne stiamo solo parlando. Sapevo di poter contare su di te. Guardalo lì, il nostro Poli. Tanta roba, raga. La banca qual è? Al Grand Imperial, tra North Park e Downtown. Ok, ci sono già stato tempo fa. Sai, la sicurezza è alquanto scadente, uscite accessibili e cassieri che non dovrebbero dare problemi. Da solo non posso. Forse. Non mi sporco le mani per il Don, specialmente se non c'è una fette per noi. Non lo so. Non posso picchiarlo. È solo che non voglio ritornare su quella strada. Quale strada? In ginocchio. A guardare una poveraccia bruciare solo perché è finita in mezzo. Era al posto sbagliato, nel momento sbagliato. È stata sfortunata. Sembra che con noi vada sempre così. Ascoltami, Tom. È tutto perfetto. Non ti avrei mai chiesto di partecipare se non avessi pensato che hai il lavoro giusto. Vedremo. Non accetto finché non vedo di che si tratta. Se mi beccano la volta che Sara mi lascia. Vediamo, quindi prendiamo il treno. Oh, buon uomo, Paolo, mamma mia, tutto grande, potente, forte. Poi cadi così, cadi con un po' piccolo gesto. Tieni una famiglia a cui pensare. Lo capisco. Ma questo coppo potrebbe cambiargli la vita. Fa attenzione. Stai correndo alla cieca in un campo minato. Già, io non so come sia tornare a casa dalla famiglia. È per questo che lo faccio. Che mi sposerebbe? Un quarantenne che possiede soltanto una fedena penale sporca. Sì, la cosa va in porto. Potrò finalmente tirarmene fuori. Lo spero. La vita coniugale non fa per te, Poli. Dopo 6 mesi ti spareresti in testa per la noia. Cristo. Non ce la faccio più ad andare avanti così. Ce ne stiamo tranquilli per 6 mesi, giocando a carte senza preoccuparci. E io mi rammollisco. Poi arrivano i casini e devo rimettermi in forma per sopravvivere. Un giorno cerco di non dormire mentre Don racconta una storia sui vecchi tempi. Una di quelle che abbiamo sentito 1000 volte. E quello dopo scrivo pallottole e cerco di non cagarmi addosso. Fanculo, questo stress mi uccide. Quindi punti al colpo grosso. Lo so che è una follia. Lo so che ogni mafioso vuole mettere a segno il colpo della storia. Ma grazie a questa cosa... Non lo so. Potrei guadagnare abbastanza per aprirmi una pizzeria, per esempio, no? Certo. Ma se lo facciamo, aspettiamo che si calmino le acque. Ti ho già convinto. Forse. Che bello, raga.
Questa cosa di Poli non me l'aspettavo, ragazzuoli. Non me l'aspettavo. Ed è una missione completata. Allora ragazzuoli, molto probabilmente siamo vicini alla fine del gioco. Io però, dato che questo episodio comunque è lungo e sicuramente ne uscirà un altro bel pezzo, tanto vale dividervelo in 2 parti. Quindi noi ci vediamo in un prossimo episodio con Mafia, che probabilmente o è l'ultimo o è il penultimo, ma comunque siamo molto vicini alla fine del gioco. Quindi grazie per il supporto a questa serie, signori. Alla prossima, ciao bene miei.